Ecco, Tiziano Scarpa, una nuova iniziativa di consegna a domicilio speciale. Questa volta a fianco Giovanni Pellizzato della libreria Toletta, che durante il periodo di clausura di marzo-aprile di quest'anno aveva già consegnato a domicilio di persona libri a cittadini e cittadine della città che non potevano uscire di casa e avevano bisogno non solo di ricevere libri, ma anche insomma di vedere qualcuno che gli portasse i cosiddetti generi di conforto, perché i libri sono generi di conforto, a volte di sconforto, perché alcuni libri di scrittori e scrittrici sono disperati ma danno quel sano antidoto al conforto e allo sconforto. Comunque questa volta invece con Venezia è un pesce, oggi è la giornata della salute, è una giornata speciale per i veneziani e le veneziane, abbiamo pensato di, per chi lo volesse, di non consegnare soltanto qualunque genere di libro, ma per chi lo desiderasse anche Venezia è un pesce, che è un po' un libro che grazie ai lettori e alle lettrici ha avuto tanto affetto, tanta diffusione qui in città e non solo, in tutto il mondo. E quindi oggi Giovanni Pellizzato ricomincia questo servizio di consegna e così è bello andare in giro come l'autore, l'autrice, in questo caso l'autore e il libraio sono un po' le due figure che sono più familiari, diciamo, ai lettori e alle lettrici. Manca l'editore, ma insomma sta a Milano, ecco, però è vero che nell'immaginario di tutti l'autore o l'autrice e il libraio, la libraia sono i due numi tutelari di questo oggetto che catalizza l'affetto che è il libro. È l'occasione anche per la nuova uscita, la rivista è corretta, non direi, anzi forse ampliata. Qualche correzioncina c'è, perché non tanto, sì, Venezia è un pesce, ti ho interrotto, stavi dicendo che è la nuova edizione, dopo 20 anni. No, hai detto bene, un po' corretta, in quanto, sai, dopo 20 anni è inevitabile che la città è cambiata e quindi alcune informazioni che sono in quel libro andavano corrette. Ma soprattutto l'ho ampliata, la struttura è rimasta la stessa, molte parti, anche quasi tutte, le ritroveranno le persone che sono affezionate, anzi mi hanno detto alcuni non cambiarlo, sai, mi piace così. Io l'ho solo ampliato e ho lasciato la struttura che ha fatto la sua fortuna, le parti del corpo che possono esperire, vivere, toccare, sentire la città, i piedi, le gambe, il cuore, le mani, il volto, la bocca, l'orecchio, il naso, gli occhi, cioè le parti del corpo che vivono la città. È l'indice, proprio l'indice dei capitoli si intitolano piedi, gambe, cuore, mani, eccetera. E ho aggiunto anche un capitolo pelle. C'è un nuovo capitolo, oltre a molti episodi di infanzia, di adolescenza, quando sono diventato grande, ecco, che racconto, nuove notizie sulla città, mie impressioni, cose che ho visto succedere. Insomma, è diventato un libro più che raddoppiato. Direi insomma praticamente nuovo, ecco, è un libro un po' più corposo, rimane sempre agile, cordiale, gioviale verso i lettori e le lettrici, però è più che raddoppiato, quindi ci ho lavorato parecchio e ci ho messo anche quello che in questi 20 anni ho imparato, capito, così, che mi ha toccato ancora più profondamente della mia amatissima città. Ultima domanda velocissima, non sarebbe possibile una risposta velocissima, come è cambiata da Venezia? Non ci provo neanche a dire come è cambiata Venezia negli ultimi 20 anni, anche perché molti l'hanno detto molto meglio di quanto potrei fare io. Insomma, direi che è cambiato questo, se devo proprio fare una battuta. Nella sensibilità di tutti abbiamo constatato, almeno le nostre generazioni, perché nel 66 l'avevano già capito, 1966, ma abbiamo visto proprio con le acque altissime e anche con le grandi navi, anche con l'enorme esagerata proliferazione di un turismo sregolato, scatenato, abbiamo capito davvero, perché l'abbiamo visto, che Venezia c'è, ma potrebbe anche non esserci, potremmo perderla. E questo secondo me è cambiato. 20 anni fa Venezia era una cosa da mantenere, da restaurare, da
ecco, da vivere. Oggi è una cosa che davvero è tornata la sensibilità che Venezia potrebbe non esserci più, non dico da un giorno all'altro, ma in breve tempo, e quindi lo sintetizzerei con una frase: non diamo Venezia per scontata, mai.